Mettere al sicuro il quarto posto ed accorciare ancora sulla Lazio, questi gli obiettivi del Peperino La Rustica questa sera per la 14ª giornata di Serie A Lega Calcio 8 sul campo di uno Steaua 2005, ancora alla ricerca di una seconda vittoria in questo girone di ritorno. Conquistato il pallone qui sotto di noi, Campanella si accentra, va con il destro, colpisce il palo quasi interno, allargano le braccia nella panchina del Peperino, ma la prima vera occasione arriva adesso al 9° minuto sui piedi di Campanella. Campanella restituisce il pallone a Rossi, che poi di nuovo verso il centro è arrivato Di Paolo, ci pensa infatti con il destro, arriva, ma che gol che ha trovato il numero 3 Cristian Di Paolo per il Peperino La Rustica, un gol letteralmente da centrocampo e il vantaggio degli ospiti di questa sera, 12° minuto con il gol di Di Paolo, 1-0. Campanella fa movimento, Campanella c'è solo Colasanti, Campanella vuole invece andare da solo con il sinistro, entra anche questo e il Peperino va 2-0 sul gol del suo capitano Flavio Campanella, il sinistro a cogliere impreparato Ionut Virgilio Turnea, il raddoppio del Peperino al quarto d'ora. Galvanizzato di nuovo Campanella, libera addirittura in no look Rossi, che poi alza la testa al centro, colpisce le ginocchia di Rome, poi di nuovo Rossi la va a riconquistare, si libera, va con il sinistro e segna il terzo gol in 5 minuti. Daniel Rossi, il 3-0 del Peperino La Rustica, il sinistro in azione quasi in solitaria del suo numero 11, 16° minuto, 3-0. E finalmente arriva l'ok dal direttore di gara, il destro come al solito, attenzione perché il pallone è riuscito ad arrivare quasi sotto al 7 di Travaglini, Cercez ci è andato con il destro, gira, poi di nuovo continua l'azione dello Steaua, ma questa volta ha dovuto rispondere presente il numero 22 del Peperino. Pallone che filtra al centro per il tentativo con il piatto e poi di nuovo esterno della rete dello Steaua 2005 che aveva colto impreparata la difesa del Peperino e si era infilata centralmente con Cercez, pallone però sull'esterno. Partita, Giovannetti sotto di noi, va via invece da solo Fiorini. Il movimento di Fiorini, pallone al centro, è arrivato con il sinistro, pallone cerchiamo di capire che cosa viene segnalato. È stato segnalato il gol ad Anastasio, ci sembra, e allora è 4-0. Lunghissimo il pallone verso Fiorini. Giù con il petto Fiorini, c'è forse un calcio d'angolo, invece no, bravissimo Fiorini a beccare Proietti che beffa anche lui, Ionut Virgilio, il gol di Mariano Proietti sull'assist, gol per 2/3 di Lorenzo Fiorini e il 5-0 del Peperino La Rustica al 10° minuto del secondo tempo. Fiorini, va giù Fiorini, serve ancora a Campanella, il sinistro del numero 18 Murato sotto porta a 1 metro dal 6-0. Il controllo con il petto, attenzione a Marian e di nuovo questa volta deve rendersi protagonista Travaglini, mette il pallone in calcio d'angolo. Ionescu, sinistro di Ionescu, Travaglini, Marian, attenzione, Marian di nuovo, Travaglini, 2 volte. Ultima azione della gara, pallone lanciato in avanti verso Ionescu, Travaglini la fa sua, fischietto in bocca, triplice fischio, arriva adesso 5-0 del Peperino La Rustica sullo Steaua 2005, Peperino che si avvicina ancora alla Lazio dopo la vittoria della settimana scorsa e difende dagli assalti del Bacci per il momento il quarto posto in Serie A.